Diamo la parola a Simplicio Soggio. Sulle questioni economiche faccio una sola affermazione che la ritengo essenziale. Perché lo giudico essenziale, occorre creare le condizioni ambientali, un tema che ha ripreso il Presidente Ganao stamattina, nel senso più largo del termine, affinché la Sardegna possa attrarre nuovi investimenti, nuove imprese e il loro sviluppo nei diversi settori produttivi. Detto così sembra un'ovvietà, eppure non sempre è stata assunta come priorità nelle scelte di politica economica e nelle azioni programmatiche. Se è vero che per trasformare le condizioni ambientali, che vuol dire infrastrutture e servizi di alta qualificazione, si richiedono forti investimenti pubblici che oggi non si vedono all'orizzonte, le perplessità e diciamo pure lo scetticismo cresce quando riflettiamo sull'esperienza vissuta, circa l'uso delle risorse finanziarie disponibili, compresi quelli dell'Unione Europea. Molto facile rivendicare, poi abbiamo magari finanziamenti e li restituiamo all'Unione Europea. In ogni caso, migliorare le condizioni ambientali per favorire gli investimenti e accogliere nuove imprese è la precondizione al fine di avviare una fase di sviluppo. Negli anni che abbiamo alle nostre spalle, soggetti sociali e istituzioni unanimemente hanno condiviso l'elargizione dei contributi alle imprese per compensare il divario, le diseconomie infrastrutturali dei servizi esterni alle aziende. Anche come sindacato pensammo di offrire il nostro contributo attraverso la contrattazione specifica per società che si sarebbero poi insediate nel nostro territorio. Fu prodotto un accordo con le associazioni imprenditoriali all'interno di un rapporto di concertazione che si rese necessario per il riconoscimento dello stato di crisi del 1996. Allo Stato gli indici economici e occupazionali ci dicono che stiamo vivendo una condizione di crisi ancora più marcata rispetto alle altre regioni della nazione. Chiedo scusa, se circoscrivo il mio intervento a quello che viene definito il mondo del lavoro. Non voglio entrare nelle altre questioni. In particolare al tipo di relazioni che si dovrebbero affermare in questo ambito. Io non credo che si potrà parlare di seconda modernizzazione se anche il mondo del lavoro non dovesse essere investito in tutte le sue componenti e in tutte le sue dinamiche, compreso quelle riguardanti le relazioni fra capitale e lavoro, particolarmente a livello aziendale. In sostanza, solo se si affermeranno rapporti collaborativi e di partecipazione attiva dei soggetti che interagiscono nel processo produttivo, sarà possibile attrarre investimenti e creare nuove aziende e renderle competitive sul mercato. Stiamo vivendo anche da questo punto di vista un momento di profonda trasformazione e le polemiche di questi anni nella dimostrazione. Si tratta di sapere se questi processi li dobbiamo subire passivamente, magari all'interno dei rapporti di forza tra lavoratori e imprese, oppure se dobbiamo, creare un clima, un ambiente di tipo collaborativo. Noi non possiamo estraniarci dalle dinamiche che incidono e governano l'economia e le produzioni in ambito nazionale e internazionale, oggi meglio definite mercato globale, anche per i riflessi che questo comunque producono nelle condizioni di vita e di lavoro dell'intera società. Senza voler fare un'analisi delle questioni legate al lavoro, alle condizioni in cui questo viene espletato, la sua qualità, il suo costo, è sufficiente richiamare un fenomeno di notevoli dimensioni che ha colpito il nostro Paese. Mi riferisco al trasferimento di molte imprese nell'est europeo e in altre aree. È innegabile che in una gran parte dei casi il costo del lavoro ha pesato in modo rilevante,
Pertanto il nostro dovere è tenerne conto, ma allo stesso tempo dobbiamo cercare soluzioni che non solo non mortificano chi lavora, ma sia garantita la dignità, oggi molto spesso negata. Semplificando ogni considerazione in merito, io dico che il miglioramento delle condizioni di lavoro sono possibili se a livello aziendale si pone al centro del confronto sindacato-impresa il tema della produttività, dentro un contesto... No, continua, ma insomma, tieni presente che stai parlando un po'. Il tema della produttività. È la bassa produttività che, riferita al rapporto capitale investito e costo del lavoro e scadente qualità del prodotto, che riduce i margini di miglioramento delle retribuzioni dei lavoratori. Quanto fu importante, lo ricordava Anna Sanna, l'intuizione di Paolo Dettori quando promosse la legge sul diritto allo studio. Non intendeva agevolare soltanto il percorso scolastico dei figli delle famiglie meno abbienti. Oltre all'elevazione culturale, ovviamente, delle popolazioni, era insita l'idea che attraverso la scuola, la cultura, era la precondizione perché ogni cittadino potesse sviluppare tutte le potenzialità in ogni manifestazione, in ogni attività, naturalmente compresa quella del lavoro. E allora salto diciamo uno dei percorsi che intendevo o seguire, e vado alla questione diciamo delle dinamiche all'interno delle questioni. Venendo all'altro aspetto del problema, mi pongo la domanda, perché l'altro era incentrato sulla diciamo, la difesa del salario dei lavoratori in una realtà nel mondo del lavoro molto sviluppata. Venendo all'altro aspetto del problema, mi pongo la domanda: ma perché relazioni corrette, improntate ad una reciproca collaborazione tra capitale e lavoro, sono essenziali perché un'azienda si possa consolidare su larga scala e un intero sistema si possa sviluppare e reggere competizioni sui mercati? Prima citavo l'esempio del trasferimento delle aziende nei paesi dell'est. Oggi si comincia a ragionare che ci sono imprese che potrebbero tornare in Italia. Per quale ragione? La qualità dei beni rappresenta la risultante di diversi fattori e condizioni: professionalità, ambiente accogliente, innovazione, cultura, ma anche rapporti di lavoro e imprese non idilliaci. Rapporti di lavoro che in questo momento in Italia faticano più di ogni altra nazione, io dico anche per un ideologismo abbastanza stantio, perché ancora o si considerano rapporti di forza, si considerano rapporti all'interno dell'azienda, sindacato e lavoratori, imprese, sulla base di rapporti di forza, oppure evidentemente, ma questo se ci sarà un'altra occasione. Bravo.